Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Mi è stato richiesto qualche rituale o qualche cosa da fare per il superamento di esami oppure prove importanti. Ehm, Non vi propongo uno dei rituali che ho proposto recentemente di magia voodoo, cioè la scrittura su un foglio, cosa che comunque potrete fare personalizzandola al massimo, magari nel giorno di mercoledì, possibilmente meglio ancora se è mercoledì nell'ora di mercoledì, cosa che potrete trovare sui siti che gestiscono le ore planetarie, e dunque fate una bella ricerchina su Google e trovate appunto le corrispondenze planetarie per gli orari, per trovare appunto l'ora di Mercurio nel giorno di mercoledì. E in quel caso scriverete un foglio, farete il simbolo del fuoco, perché per superare, per le imprese, per le cose positive è sempre ottimo. Al di sotto farete come sempre il pentalfa o pentagramma, in modo da propiziare favorevolmente la cosa che desiderate fare o in ogni caso porta influssi positivi, allontana quello che sono le negatività. Al centro scriverete supero la prova di tal dei tali, giorno tal dei tali, cioè date le indicazioni di qual è questa prova che dovete superare, poi creerete un incanto, vale a dire una frase possibilmente in rima, che sigilli perché dovrà circoscrivere l'intento che avete scelto di portare avanti, dovrà circoscriverlo, possibilmente anche scrivendo un incanto abbastanza lungo da sovrascrivere la scritta che avete già iniziato, cioè con la quale avete cominciato appunto l'incanto, e questo chiuderà appunto il cerchio. Queste sono le regole per gli incanti scritti di Voodoo. Vi ricordo che potrete magari apporre dei simboli di Mercurio per rafforzare il senso e il significato, perché Mercurio è preposto agli studi, oppure il simbolo del sole, laddove dovete vincere magari qualche concorso, qualche cosa. Vi ricordo che poi va piegato il foglio 3 volte verso di voi, la prima volta ripetendo l'incanto che avete usato per sigillare il vostro intento. Ruotate verso destra, ripiegate verso di voi, ripetendo l'incanto una seconda volta, riruotate verso destra, piegando di nuovo verso di voi, ripetendo per l'ultima, terza e ultima volta l'incanto che avrete scelto. Queste sono le regole per sviluppare un incanto scritto. Non ve l'ho fatto perché oggi voglio parlare di un'altra possibilità, però ho deciso comunque di menzionarvi anche quello, così che abbiate diciamo più opzioni. Nel caso scegliate quello, ricordatevi che poi deve stare con voi almeno 3 o 7 notti, dalle 3 alle 7 notti. Io vi consiglio 7 perché più ovviamente rafforzate. Potrete magari decidere di metterlo nel libro della prova, magari nel libro di testo del concorso, oppure a contatto con qualcosa che abbia a che fare con la prova che dovete superare, e fate il piccolo sacrificio di dormire con questo oggetto sotto il cuscino. È chiaro che poi anche durante la giornata quella cosa sarà con voi, perché se sarà nel libro o comunque la porterete d'appresso, lo caricherete ulteriormente di energia. Poi finirete col bruciare il foglio dopo la settima notte, perciò l'ottava mattina, brucerete il foglio e seppellite le ceneri, così che le parole dell'incanto o comunque della richiesta raggiungano i regni sottili tramite l'elemento fuoco, e le ceneri che comunque vanno a nutrire il terreno si mescoleranno con l'elemento terra, che a quel punto dovrebbe germogliare e dare una spinta concretizzatrice, diciamo così, del vostro intento. Ma vi parlo di un'altra cosa. Dovete sapere che dal punto di vista magico
c'è un ingrediente che è straordinario e non è apprezzato oggi per quello che in realtà merita che sia, ed è l'alloro. Allora, l'alloro dal punto di vista magico è associato alla natura solare, cioè dunque a una matrice di natura solare, perché era consacrato il lauro, la pianta di alloro, consacrata ad Apollo. E infatti ancora adesso viene intrecciato per creare delle corone che al giorno d'oggi viene usato per festeggiare i laureati, per celebrare insomma le persone che hanno coronato il loro percorso di studi, e anche qui dunque era un simbolo di successo, di realizzazione, ma anche di conoscenza, di saggezza, elevazione morale, spirituale e mentale. Ma quello che non tutti sanno è che l'alloro ricopre tutti e 7 i raggi delle sfere planetarie, vale a dire che appartiene, cioè ha azione su tutte le 7 astralità. Ve la stringo. Ci sono degli altri ingredienti che vengono usati in magia e che magari hanno azione su 1, 2, quando è tanto su 3 sfere planetarie. L'alloro può essere usato veramente come jolly in qualsiasi ritualistica, dalle ritualistiche di purificazione alle ritualistiche di propiziazione, cioè quando dobbiamo fare delle azioni per benauguranti. Inoltre bruciato negli ambienti pulisce gli ambienti, allontana la negatività e dunque per associazione occulta anche i malanni, ok? Le entità negative anche attirate dai rituali, perciò è sempre bene aggiungerlo nelle composizioni di incensi ed erbe bruciate come offertorio, ma anche ha delle altre facoltà e capacità di sviluppare per esempio la nostra intuizione e la nostra medianità. Propizia lunga vita, fortuna, prosperità, salute, insomma, devo dire che ha veramente delle capacità e delle caratteristiche che lo rendono preziosissimo, veramente prezioso. Ripeto, credo che sia il re, il re degli incensi o comunque delle erbe consacrate o utilizzate durante la ritualistica. Esistono comunque anche altri ingredienti, ma noi oggi vediamo un piccolo rituale con l'alloro. Come faremo dunque per compiere questo nostro piccolo rituale? Ci procureremo una foglia di alloro e un pennarello nero e scriveremo sulla foglia di alloro il nostro intento. Supero brillantemente tutti gli esami. Supero brillantemente tutti gli esami. Cosa faremo poi? La cosa, diciamo, la cosa migliore sarebbe eseguire questo rituale di mercoledì o di domenica, essendo i 2 giorni preposti, uno agli studi, diciamo per via dell'influsso di Mercurio, la domenica con l'influsso solare per la vittoria, la realizzazione delle proprie imprese. La vittoria con onori, dunque con successo, non la vittoria a seguito di una lotta come prevede eventualmente Marte, proprio il riconoscimento delle nostre capacità, della nostra bravura e quant'altro. Dunque glorie e onori sono associate all'elemento solare, al Sole e alla sfera solare. Cosa faremo dunque? Ci procureremo una pinza, ma anche se non avete una pinza da carboncini da incenso,
potete usare una pinza per le sopracciglia, se siete maschi la rubacchiate a vostra madre o a vostra moglie, e, se siete donne tiratela fuori dal beauty case che così non vi bruciate le dita. Tenete appunto pinzata la foglia, eseguite questa cosa di preferenza, come ho detto, o mercoledì o domenica, meglio nelle ore diurne, in particolare l'alba è un momento d'oro eccellente perché c'è la spinta del sole che sorge e che dunque ha un influsso straordinariamente potente. Un altro ottimo momento è il mezzogiorno, e il mezzogiorno del mercoledì corrisponde all'ora di Mercurio, dunque sarebbe ancora più indicato. Anche l'alba del mercoledì corrisponde all'ora di Mercurio. Comunque, detto questo, bruciamo, ora ve lo mostro, bruciamo la nostra lo metto in favore vostro, questo è il mio bruciatore di incensi. Perfetto. Semplice, no? Bene, dunque avete visto come fare questa cosa, di una semplicità estrema, magari potete associare sia il piccolo ritualino voodoo che ho detto appunto all'inizio, spiegandolo a voce, non mostrandolo, con magari questa altra parte che è collegata appunto ad altre forze, perché comunque andiamo a usare la magia che è collegata con gli elementi naturali che per assonanza vibratoria e per analogia rispondono richiamando e agganciando le sfere planetarie che ci occorrono. Come ho detto, l'alloro è un jolly straordinario e si presta in tutto. In un colpo solo abbiamo rimosso le negatività che possono essere presenti non tanto nell'intento ma nella difficoltà a realizzarlo, e abbiamo propiziato l'intento, sfruttando l'energia del dominatore Mercurio in un giorno di mercoledì. Andiamo ad agire su facendo leva su tre forze diverse. Semplicissimo ma efficace. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi auguro un buon proseguimento di serata, direi. A presto dalla vostra Hilde.